I carabinieri di Vittorio Veneto indagano sulle frequentazioni di Renato Fava, il 62enne morto lo scorso 23 settembre per un'emorragia cerebrale causata da un violento colpo alla nuca. Presentava anche delle profonde ferite alla fronte e alla tempia, difficilmente compatibili, secondo i medici, con una semplice caduta. L'ipotesi dei carabinieri è che l'ex artigiano, la cui salma è stata riesumata al cimitero di Ceneda, sia stato aggredito all'esterno del bar Porta Fortuna di via Carso a Sant'Andrea, come proverebbero il borsello e alcuni fazzoletti sporchi di sangue rinvenuti lungo la pista ciclabile davanti al liceo scientifico Flaminio. All'esterno del bar non c'è un impianto di videosorveglianza che possa aver ripreso i movimenti di Fava o di individui che possano averlo avvicinato, e chi lo conosceva ripete che non era un attaccabrighe. Una persona molto tranquilla, stava sempre per i fatti suoi, stava qui tanto tempo, ma principalmente da solo, si leggeva il giornale, si leggeva un libro, non piantava grane, diciamo, con nessuno, qualche discussione, ma in genere solo con chi conosceva, quindi solo con amici o comunque conoscenti, non l'ho mai visto discutere con estranei. Lui stesso quella sera aveva minimizzato, affermando che malgrado le ferite era tutto a posto, ma la situazione era degenerata durante la notte trascorsa in casa di un amico, dal momento che lui dormiva in rifugi di fortuna, come i garage dell'ex supermercato di via Carducci, proprio accanto paradossalmente agli uffici dei servizi sociali del comune. Solo dopo il funerale le tre sorelle, Mariella, Giovanna e Anna Maria, avevano intercettato le voci che circolavano su una possibile aggressione e il 4 ottobre avevano sporto denuncia. La procura procede per omicidio a carico di ignoti, si attendono risposte dall'autopsia. Fondamentale capire quando si sia procurato quei traumi, in particolare al naso e alla fronte, per stabilire se siano anch'essi risalenti alla sera del 19 settembre, come il colpo alla nuca, compatibile, quello sì, con una caduta che ha causato l'emorragia fatale.